Dinanzi ad un pubblico delle grandi occasioni, il Potenza si è aggiudicato il primo derby lucano della stagione. Il gol che ha sbloccato il risultato è giunto dopo appena 8 minuti di gioco e forse questa rete a freddo subita dai biancazzurri ha condizionato la loro prestazione. Il Potenza è partito a testa bassa e dopo essere andato in vantaggio ha proseguito ad attaccare, approfittando dello sbondamento dei materani che si sono trovati nelle condizioni di dover rincorrere il risultato sin dall'inizio dell'incontro. Solo dopo il 24esimo minuto il Matera è riuscito a farsi vivo sotto la porta potentina, e cioè da quando Salvori ha mandato in campo la punta Innella al posto di Bottalico. In precedenza solo Bonanni, con conclusioni dalla grande distanza, aveva tentato di fare breccia nell'attenta difesa dei padroni di casa. Nel secondo tempo è stato invece il Matera ad esercitare una maggiore pressione, ma il portiere Picca, salvo in un paio di occasioni, non ha corso seri pericoli. Come detto, il gol partita è stato realizzato all'8° minuto. Una riuscita triangolazione tra Carafa e Barbagli si è conclusa con un preciso tiro di quest'ultimo che ha battuto Mattarollo. 2 minuti dopo il Matera corre un altro grosso pericolo, un cross di Carafa attraversa tutta l'area senza trovare nessuno pronto alla conclusione. Al 26esimo una punizione di Pavese, da poco fuori aria, si perde sul fondo dopo che la palla ha sfiorato l'incrocio dei pali. Al 28esimo il Matera crea il primo pericolo per la difesa avversaria. Una mischia sotto la porta potentina non trova però nessun giocatore pronto alla conclusione. Al 33esimo, a seguito di un calcio di punizione in favore dei biancazzurri, Musco sbaglia l'intervento, ma Chiricallo da favorevole posizione fallisce la facile occasione per pareggiare. Un tiro di Pavese dalla grande distanza che si perde sul fondo conclude la prima frazione di gioco. Nella ripresa il Matera si presenta in campo con Angelè al posto di De Canio. Gli uomini di Salvori si portano con volontà e determinazione in avanti, costringendo il Potenza ad arretrare al limite della propria area ed ad agire soltanto in contropiede. Al 14esimo, su un capovolgimento di fronte, Del Rosso viene atterrato al limite dell'area da Boncompagni. Il conseguente calcio di punizione, battuto dallo specialista Pavese, trova pronto Mattarollo alla parata. Al 22esimo lo stesso Boncompagni ferma fallosamente Quarta, lanciato in contropiede, ma anche questo calcio di punizione battuto da Sassanelli non sortisce alcun effetto. Un minuto dopo Quarta si vendica commettendo fallo su Boncompagni. Il tiro di Pepe da circa 30 metri si perde di poco sul fondo sulla destra di Picca. Al 37esimo la più grossa occasione fallita dal Matera. Bertoia, tutto solo dinanzi al portiere potentino, tira a botta sicura, ma la palla esce di poco fuori. Il Matera continua a premere, ma un po' di stanchezza e un po' la attenta retroguardia potentina vanificano ogni tentativo di riequilibrare le sorti dell'incontro. In definitiva è stato un derby abbastanza buono, combattuto e corretto, anche se sul cartellino giallo dell'arbitro Arcovito di Messina sono finiti i nomi di 6 giocatori: Doriano, Boncompagni e Bonanni per il Matera, Barbagli, Carafa e Santuccio per il Potenza. Gli angoli sono stati 5-3 per il Matera.